in piazza, in scale in aula, l'ora capella, come le sorte la città. Niente c'è di discorso, scioperà, ma che può scioperare se l'assessore non ci fa caso manca se non ci fa no. Non è come moglie, quando me le tiro tutte le sere con questi bracci rotti, la sentieri quasi ogni notte. Ma no, sono carico e spumato. Come guarda, non sto zitto, ma cavolo rispondo. Tanta la vita così fa. Giubbino, spazzino! Poi la mattina dovete ritirare 6, perché il signore suo palazzo sono una massa di perché tutta spazzatura, la gabba bacia. E quello poi è fermentazione. E lui pure bravo. E no, piano piano. Con carrozzata, mi raccomando. E scorza la mano, qua. Bravo, bravo. E no, e quelle sono della signora del terzo piano. Dici che contento? No. E non può cucinare, è perché si rovinano le mani. E se sta tutto sempre il panzerò, e poi tutte le carte che schifo scommessi, che tal, bella chiara questa cosa lì. Ma poi dico io, ma ci vuole tanto a mettere la spazzatura dei sacchetti? Ma sapete, quello non è quello, è perché la gente è sporca di costituzione, si nasce fediente. Ma non facete veniare? No, signor, state tranquillo. Ritorno fra mezz'ora a passare la cena. Ma vero non va, capisca, vero non va. Già fanno un lavoro, diciamo, un po' sporco, no? Poi si mette pure che la cagambra della signora, Assessore. questo Rimettete un pensiero poi. cioè, perché tu scrivi i pensieri poetici? Questo è. Fammi sentire. Fammi sentire. Dalle Alpi alle Pirati, dalle Ande ai Pirenei, dammi la tua monnezza e ti dirò chi sei. Grazie. Bravo! La verità, in da un momento si capisce veramente la gente chi è. Bravo. Giulia, prendi questo caffè. Brigida! Comandate? Buongiorno Brigida. Buongiorno. Brigida, ci porti 2 bei caffè. Qui, ma non devono essere caffè, devono essere cioccolata. A me me lo porti ristretto perché a me piace un po' più forte. Invece al mio amico Ciro glielo porti lungo perché quello già sta un po' nervoso, quindi è meglio che se lo preso un po' più allargato. In quello ristretto, che sarebbe il mio, ci metti una presa d'anice. Invece nel suo, che sarebbe quello lungo, ci metti un po' di latte, lo macchi. E poi insieme al caffè ci porti, che ne so, 2 biscottini, qualche zeppolina o qualche dolcetto, giusto per gradire, Grazie. Ma che volete? 3 menù del giorno e la lista dei vini? Tanti qua normalissima Brigida, può darsi che c'è un equivoco. Siccome quando siamo venuti ieri insieme all'aperitivo ci hai portato tutta quella roba, io pensavo che pure per il caffè fosse stato cosa. Comunque, se non è possibile, portaci solo caffè, basta che vuole. Mo vi riconosco, voi siete quelli che ieri un altro poco mangiavano pure un bangone, vi riconosco. Un bambone, ma la gente che sente chissà che si crede, un bambone, per aver assaggiato, e ribadisco, ha assaggiato, erano 2 zeppolini, 3 o 4 patatine per l'olio, 3 o 4 macchine, le mie pezzine, ho mangiato un bambone, ho mangiato, è esagerato, comunque Brigida, se non è possibile, porti sullo caffè, basta che vuole. Vabbè, vedo quello che posso fare. Vediamo. Speriamo con questo caffè di riprenderci un pochettino. Il caffè quello è fondamentale la mattina. Bravo, esatto. All'amore, papà, all'amore.
Mazzino, ma la paura del Ma chi è? Quella casa così abitata finalmente. Ma quella era scritta, mi ricordo, ma è capitale con chi? Quello perciò sta aspettando qui, perché gliel'ha detto però in proprietà. Ah, quindi è affittato. Ma poi l'avete conosciuto? No, veramente non ancora. Non ve lo presento. Da Pasqua, buongiorno. Che bella voce che tenete, Grazie, È vero, è vero. Che bella allegria di essere venuto nella casa tua. Da Pasqua, avete conosciuto l'assessore? È il professore. Professore, scusate, il professore. No. Abita piano qua, il primo giorno di fronte a voi. Piacere, tanto piacere. Tanti auguri per la casa nuova, complimenti. Vuol dire che ci terremo compagnia. Eh sì, ogni tanto sì. Una persona simpatica, sarà un piacere. Grazie, anche voi. Oh, scusate, io rimarrei ancora del tempo, però che la casa è chiede la qui. Si forma polvere. Certo, immagino. Prego. All'amore che fa male. Sembra una persona simpatica, sembra. Che cosa? Quindi vicinissimo 20 giorni, se mi scapperà via dalla paura. La paura. Questo è molto che mi dà. Vabbè, al piccolo di fronte, da 6 mesi sto qua. Tutti quanti sanno, tutta l'Africa sa questo segreto, solo voi non sapete questo segreto. È un segreto. Come ci stanno dei segreti? Raccontate che giornata, raccontate. Qual è questo segreto? Assaggiamo. Questo trovate? Ah, grazie. Molto gentile. Allora, il ristretto a voi con l'anice e il lungo a voi con latte. Brigida, questo è ristretto. A me più che ristretto pare ritirato, come se avessi pigliato una paura. Ma vabbè. Questo è tutto di credito. Come comincia bene la giornata, Questo perché non è buono. No, è buonissimo, grazie. Provo i biscottini, questi ne hai fatti tu con la mano tua? Sì. Grazie. Ma è drizza carisce, se non mi piace un po' pulito. Andavo pulito stamattina. C'è quella volta un solo boccone. E mangiare la vita, non ce l'hanno tra credimo, noi visto qua senza mo'. Andavo solo tu stamattina, di tu oggi che giornata. Vicinami, come si bella, tutta qua. Di lui, oggi che giornata. Come Stamattina. stai? Guarda, saluta, sono sfanicata stamattina, sta fa buona, come stiamo che passando? Le giornate? Le giornate, ci dici che le giornate stamattina. Le giornate? Non ce n'è mai giornate? Già, per favore, fammi un sorriso, fammi sbattere un po' questo cuore, sono faticata stamattina. Andiamo, per favore, fammi sentire un po' bene, fammi sentire un po' bene. Può sentire come ti voglio bene. E come lanci tu? Allora, Brigida, però spacca oggi, perché io posso fare una stamattina. Io, papà, mi sei venuto in mente, te lo giuro, e ti ho scritto una canzone. Ma vuoi sentire tu questa canzone? Come si Dici dice sì, questa la canzone? vuoi sentire la canzone? Ma te la studiare, ti muovo la mano. Capo no, di questa allora di pizza Marisa.
Come già fa per farci un po' di dolce? Di Luciano, tu continui a girare, non si può mai sapere. Mamma mia. Andiamo a giocare! Guarda, non c'è un po' di soldi. Allora, faccio da qui, così. Ah, no! Visto che stiamo a compagno, se ti fai la dieta, ti siete rotti il ghiaccio, ho mangiato un bello gelato con panna e pistaccio, non so io. Gelati! Però sotto ci piace. Hai visto l'amore che fa? Non mi dire a me l'amore che fa, guarda, non mi fa pensare. Questo perché? Pure facevi innamorare. Ciru, all'età mia è innamorata. Ragazzi, voi oramai... No per quello, no per quello. Si tratta di mio nipote. Mio nipote è un americano. Un figlio di mia sorella. Quello che sta in America, quello che si è separato. Sì. È venuto qua, sta da 3-4 giorni, sta a casa mia, un po' per le vacanze. E appena è venuto, chiave, sta a capo per una figliola. Non mangia più, non dorme più, sta sempre con la testa fra le nuvole. E mi sono pensiero in capo, ma la sorella, la mamma mi ha tanto raccomandato. Mi raccomando, state accorti a chi? Perché è bonaccione, un po' bonaccione, quindi state accorti. Ma che le sono le serate? Solo si tratta di cose giovanili. Di ragazzate. Però sai, ti sento la responsabilità. Ecco, non ti ho parlato. Ma io non ha voluto dire niente, niente. Ma io non mi arrendo, Io sono commovato, da un po' di tempo, ho scortoso, se ti faccio vedere se non so le cose. Non da fare la vacanza, A proposito di amore, permettete un pensiero poi. no, fammi sentire, Mi vengono così. fammi sentire. Come la gente dice questo? In napoletano o in italiano? A piacere, dipende dal pensiero poetico. L'amore è una rosa che ci boccia prima. Sarà la mattina e a dormire a sera. Brava vuoi fare il poeta o vuoi fare il poeta o vuoi fare? Il poeta. Vabbè, come stavo dicendo? Il fatto di... Allora, Scusate, devi dire la sigaretta? signore, non proviamo. Segreto. Il segreto. Poi il fatto di dormire. Non faccio poco. Scusate, avete una sigaretta? No, non fumo. Infatti, Scusate, mi posso sedere un poco? Sapete, sto camminando da stamattina, sono disoccupato. certo, è un bar, è un esercizio pubblico, certo che vi potete sedere, mamma mia. Faceteci ma non è Scusate, posso sapere cosa dice il giornale di oggi? Mamma mia. Invece, cantare, ma cantare. sempre le stesse notizie. Corteo di 20.000 disoccupa. Città in vita. A me quando ti riesci a fare questi giuri, Giru, quelli problemi della disoccupazione, veramente è un problema annoso. Annoso, che c'era un sacco di tempo e difficilmente si riuscirà a risolvere. Ma io a tal proposito ho una mia filosofia. No, una mia idea, cioè vengono pensieri. No, Ceru, ma che ci stai per dire, Ceru? Nel senso, è vero che non ci sono tanti investimenti per questi ragazzi, però pure sti uno, non è che te ne tanto genere fatica, vogliono stare a casa, a fare niente, vicino a un bar, capito? A leggere il giornale, a pigliare un caffè, e che si fanno fare? Scusate, due sigarette? Dove? Uno la fumo, poi un'altra. C'è stato l'aumento, io ho detto che non fumo, e basta, Grazie,
una sigaretta? Certo, prego. Una sigaretta. Ma tu fino a qui. Sapete, sto camminando da stamattina e sono stanco. Certo, sei disoccupato, stavi camminando per cercare il lavoro, è normale che non si sta. Ma che lavoro? Io sto camminando stamattina per trovare una sigaretta, ma niente. Niente, trovo una sigaretta. A quando hanno trovato contrabbando, niente. Ma che state dicendo? Ma che state dicendo? Ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Il contrabbando è un reato! Avete fatto buono a dare l'ora mezzo! Ma che reato! un reato! Quella è la parola contrabbandieri, che suona male sempre chissà che cosa. Ad esempio, se si chiamavano sigarettai suonava meglio, no? Proprio come ombrellai, canzolai. Ma chi l'hanno chiamato proprio contrabbandieri? Perché sono contrabbandieri? Questo, chi se mi sei arrabbiato? Adesso, a proposito, mettete in questione voi. Proprio a continuazione, e sentiamo, Così, c'è. e sentiamo. O lavoro mio si fa con tutto questo. O lavoro mio si chiama amore. Ma chi se ne va? Ma te sta bene che va? Ma voi mentre facete queste cose noi stiamo rovinati, senza lavoro. Ma quale senza lavoro? Ma voi l'avete cercato il lavoro? Ma secondo voi in tutto va sigaretta trovo un lavoro? È per colpa vostra, no? È per colpa vostra se stiamo rovinando, che c'è gente come voi, che non te ne fa niente. A Napoli so io le cose come stanno veramente. No, questo che so io e cosa come stanno a Napoli. Fammi sentire, fammi sentire. E gente si mette strane idee in testa. Noi a Napoli stiamo rovinando. L'ho detto pure io. La disoccupazione è un grave problema. E questo pure già l'abbiamo detto. Che però pure stanno cercando di risolverlo, di venirci incontro. Però sapete come stanno risolvendo? Sapete come? Ma non sapete che vanno però? Con gli investimenti. Sì, ogni tanto c'è qualche investimento Ma per che il lavoro. con un camion? Ma quanto ti sono occupato con gli investimenti? Uno, due, ma che ti sono date il lavoro? Noi a Napoli viviamo con tanti problemi. E a disoccupazione. E già l'abbiamo E a amore. E a mundezza. E ci abbiamo fatto gol. E poi ho capito pure perché noi ci chiamano sempre mezzogiorno d'Italia. Lo sapete perché ci chiamano Sentiamo questa filosofia, sentiamo perché. Perché a qualunque orario scendevano sud si trovavano sempre in orario ci mangiano. E poi chi gli dice sempre o napolitano rire, o napolitano a balla, o napolitano della musica in de bene. E grazie! E chi lo sa che ce l'hanno giocato tutto quanti? Veramente puerile siete, veramente puerile, è incredibile, dite solo fesserie. Voi secondo me siete il tipico napoletano che anziché darsi da fare, no? La mattina preferisce di stare a casa a dormire, anziché andare in giro a cercare il lavoro. La dormire a casa, sì. Professore, noi a casa teniamo una stanza con 3 letti a castello e facciamo i turni per dormire. Il primo turno dorme da mezzanotte alle 4 e il secondo turno dalle 4 alle 8. Io sto dormendo il primo turno e guardate come sto stando. Non ce la faccio. Perché Napoli è rovinato per questa gente qua, per colpa vostra Napoli è rovinato, sì, per colpa vostra, che non ce ne fa niente. Ci dovete andare in giro a cercare un caffè, a sigaretta, vicino a un bar. Professore, la colpa è vostra! È vostra! Sì, perché siete voi che andate a dire in giro vedi Napoli e poi muori. Proprio ignorato, grande Ma che ignorato. la gente, poveri voi, non è a Napoli. E poi... Io sto appostando. Ci credo. Vado a trovare qualcuno che mi offrisse un bello caffè, va? Vado a trovare Ma nella parte sentite, io ve lo darei il caffè pur di fare un pizzare zitto, ti offrirei un caffè, o un euro che
vuoi il caffè? Ma questi non li posso proprio usare! Perché questi li ho fatti facendo un grosso affare! Ma scusate, ma voi siete disoccupato o fate gli affari? Io sono disoccupato, ma quando non sto fuori a Municipio dei cortili a fare l'occupazione, mi butto nel campo del commercio! Proprio stamattina ho venduto ad un turista americano una collana di rubini e smeraldi! E che rubini e smeraldi? Come li fate ad avere questi rubini e smeraldi? Non sa che ne gira il padellone! Le pietre le faccio con i vetri rotti! Le pietre verdi le faccio... le pietre verdi le faccio con le bottiglie di ferrarelle rotte! E le pietre blu le ho fatte con una porta che ha rotto frate, con una bella pintata blu con mescolo e bella... Voi siete un imbroglione! Un imbroglione! Sì! E perciò l'abitano questa cattiva nomea! E perciò i turisti non vengono più perché sta gente come voi che li frega ai turisti! Gente come voi! Siete un imbroglione! Io non prego nessuno! Non sei pomelo! Anziché ingoiarsi dalle cose di bottiglia! Io gli faccio vedere la merce e se vogliono se la comprano. Sì, ma voi dite che sono gioielli! Professore, ma i turisti sono proprio... Sì, mi sono fatti no! Siete proprio intelligenti! Ma ti sta sempre che va! Gli americani, professore, gli americani provano proprio la zizza mobile. Guardate vedere questo come... Gli americani? Non sto che non nipote che stai in America. E stai in America, mica sta qua. Non sta a Napoli. Ma sta a Napoli. Sì, però mio nipote, sicuramente non è il tipo che si fa fare fesso da uno come voi, mio nipote, è il mio nipote, no per Tutti americani è proprio così, un sussurrito. Tiene un'educazione, con uno schermo caoi. Coppa tutto. Sta facendo basta e fatto la natica si chiama in italiano, natica. Ti dico, un cappello, la cresta alzata, La visiera, è un cappello con visiera, gli americani a volte lo portano, si chiama visiera, no cresta. Gli americani vanno tutti i galletti con la cresta alzata. Ma è la moda americana, che volete capire? Sentite, comunque per invidiate questo caffè, basta che state zitto. Brigida! Alla fine di Si doveva stare! Non mi manco Brigida! Scusate se ma non è che oltre al caffè si potrebbe avere un cornettino? Sentite, ti preoccupare con caffè? Brigida! Professore, lasciamo stare, professore. No, Professore, lasciamo stare, devo andare. ma non l'avete voluto! Il caffè viene buono! Ma lo ha da capo, mo caffè! Sto bene, però stai a distanza, sto bene. Questo è mio nipote, chi tu? Giacomino. Come stai, zio? Qui si fa festa. Sto bene. Tutto bene? E sta fermo non si fa. Ok, Sì. zio. Ok, come vai da queste parti, Giacomino? Zio, io sto cercando la lava. Ah, sì, vabbè, guarda, questa cosa. Adesso no, e poi come va? No, oggi fittata. L'omelette, non ti preoccupare. Ma quanto vai? L'omelette è abitato, ma lui non sta cercando le uova, l'uovo, ma sta cercando l'uovo. Lei sta fermo, Giacomino. Tu, dove sta fermo? A distanza. Dimmi, come mai? Sei qua, questa tua fidanzata? Zio, io volevo chiedere a te un consiglio. Giacomino, sì. Grazie, zio, grazie. Ma che sta facendo? Allora, Dimmi, Giacomino, dimmi. io ho fatto il mio grande regalo. Ho preso un regalo. Sono visto. Non può essere. Ma ti regalo! Giacomino, ma gli hai comprato i cioccolatini qua, è vero? Stanno i cioccolatini qua dentro. Più grande, zio, più bello. Non può essere. Ma non è. E ci hai comprato il profumo qua dentro, è vero?
big regalo. Ma non fu, ma io da buono. Tu sei venuto a Napoli per fare il guapo, vuoi fare l'americano. Ma mo senti a me, mo te ne così e siete capi pure. Forse canzone conosce Marreta, la cupurella che si era alzata, passa scampagnando avantureta, come non ha pavata, pavata. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, se da me chi non fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbare, fa calore però, tu giochi a baseball, fai sotto per caffè, ti vedi dalla borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma si dati di lì, se davvero non c'è sta niente, ok la pulita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Come devo capire chi ti vuoi bene, se tu lo fai ambiente americana, quando si fa l'amore sotto la luna, come deve andare I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, se da me chi lo fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, danza e bevi, whisky e soda, quando siete disturbati, guarda loro però, tu giochi a baseball, hai sotto per me, ti vedi dalla borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma si dati di lì, se davvero non c'è sta niente, ok la pulita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Guarda loro però, tu giochi a baseball, hai sotto per caffè, ti vedi dalla borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma si dati di lì, se davvero non c'è sta niente, ok la pulita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, whisky un soda e rock and roll, whisky un soda e rock and roll, whisky un soda e rock and roll. E tu che era delle conquiste, andiamo poi a fare americano. I am America. E il regalo? Chi è? Non te lo do più. Vaffanculo! Ma che figure come papà mio nipote, guarda. I futuri non andavano della mia sorella in America. Non voglio vedere più, ma fa la figura lo gioiero. Rimane. Filu, Vogliamo riprendere? prendiamo il discorso del pezzo curioso. Allora, ti stavo dicendo che quella casa, oramai, come vedete ogni tanto quel Basquale esce batterita su questi fuori Ma perché? perché ci sta di vantaggio. Filu, i vandali. Non è possibile di questi tempi ancora i vandali. Ma che stai dicendo? Dico, ma secondo voi il proprietario affitta la casa gratis così? Ma perché l'affitta gratis? E perché quindi com'è la storia? Quello là deve sbattere nei giorni dopo e mentre gli ha detto il padrone di casa per far dire che ci stiamo ancora ad abitare. Io deve fare gli sbatti di tappeti per tutti i balconi del palazzo. Tutti qua? Sono 48 balconi. E chi sei un palazzo reale? Bravo! 48 balconi. E quello là ci abitava un re, un signore.
tempo fa, sì, io. Amore. Se la intendeva con... Oh, signore Roberto. bravo. Era bene. E come tu ci raccorsi, li feci murare vivi. Oh, vivi. Proprio nella stanza dove mi fecero la schifezza. Mamma mia, è una vendetta tremenda. Bravo. E quindi perciò da allora la gente si pensa che la strada è fantastica. Ma è una leggenda, e la gente ci crede ancora. Ad esempio, tu hai mai avuto qualche manifestazione? Hai mai visto qualcosa relativamente a questi fantasmi? No. Una manifestazione sì. Per esempio io stavamo in casa, no? Sentivate tuone, lampe, fulmini, ma non ti provo a bordo, ombrella, uscivate fuori, ci stava il sole. Oppure la bella giornata di sole, bello come ti provo vestiti bianchi, i scarpetti, uscivate fuori, temporale, pioggia, bravo. Oh, ve ne fai? E poi se volete le prove, io la prova ce l'ho. No, vabbè, mi basta. La prova vivente, non solo vivente. In che senso vivente? Mia sorella Carmela. Tua sorella? Perché che è successo? E mia sorella Carmela una volta è andata a sbattere i panni sopra al terrazzo. Quando? È salita buona. E quando è scesa, dopo aver strillo urlo a Luca, mezza scena. Luca, mezza scena. Tutti che capelli per farlo, ma non so, non ti capisce più. E ogni volta che racconta il fatto, non ti capisce. Dopo io lo vorrei far raccontare. No, non c'è bisogno, non ci credo, non ti preoccupare, ci credo. Voi siete professori. No, non ci credo, ho capito, tua sorella là sopra, mezza scema, non ci capito. Carmela! Ma non preoccupare, la gente va bene, non fa niente. Ma non fa niente, ci credo, sono fenomeni strani e i fantasmi non esistono, però sono fenomeni strani che possono capitare. Lascia stare tua sorella, non ti preoccupare. Ma non fa niente, lascia stare tua sorella, lascia io. Lascia stare! Per curiosità. Ma se volete. Faceva la panna in toppa roccia. La panna sulla roccia. Scusate, le panne in toppa roccia. Scusate, non ho capito, scusate. No, non c'è bisogno. Lo faccio io! Vai! Mettetelo tu, vieni. Quella scala da Ogni settimana. Ogni settimana. Cosa? Dai graficare che mi fa male. Ma cassettare, non puoi aspettare, non Non mi ero sentita tanto. ci stavo. Non avevo potuto. A notte non potevo morire. Volevate morire, Dormire significa, scusate. Perché tenevo la musica andava. La musica andava. Che strani fenomeni, la musica andava. E sempre questa musica andava. Mi sai, io non posso pescare. Ma non calma, non mi accitare. La musica in testa. Strani fenomeni, mamma mia. E sai che sempre questa musica andava. Arriva in coppa roccia, Ma spanne le panne. Io non mangio mai, mi sa paura e muoio. No, sei morto, ti tra poco. Quando mi voglio fare una bella passeggiata, lo voglio prendere una bombata d'aria. Io me ne vado dopo un fatto. Giustamente noi ci stanno i negozi, sta passeggiata, è normale.
pure molto. Ma mai sapete la paura, ma vai papà. Giustamente, i genitori non fanno paura, ma quando sono morti è normale. Avete ragione. Alloggio. Luzza. Now sul Luzza. Now sul Luzza.
no, che mia moglie dalla matrice non può delle passe. Ma no, quasi io sto con. E vai in paradisi, ma perché vai in paradisi? Non so perché c'è prima, perché non muore tutti. Ma io non voglio a chi. Non è una cosa per te. Ma quando mai non lo fa proprio, io non voglio a chi. Sacina, tu sai, io non posso lavorare. Ma ti pare che se potessero andare a lavorare, Sacina? Sì, te non c'è. Sacina, non ci vuoi da telefono, non c'è. Sacina, tu mi conosci, sono un capo. Ma se ne andare a me, chi vuoi fare? Sacina, beve, non ci fa vedere sono da qui da bere, Lo conosco bene. Sacina, a te che ti costa? A me basta solamente... Sacina, vatta a moglie, non ci fa vedere soldi, non ti fa questa che vatta a moglie. Sacina, a me basta solamente un anno. Una settimana sì e una settimana no. Aspettate. 15,50. Una settimana. Sacina, tu l'avessi via tutte le settimane qui. Oggi una settimana, addirittura sì e un anno. No, chissà se ti sta. No, sei distratto, non ti preoccupare. Che ci siamo guardando stamattina? Certo che lo pure non quasi te le dire tutte le settimane. Ma pure se fosse Sacina, non ti preoccupare, tu fate il segreto. Sacina. Chi lo sa che fa? Mi dà che la settimana di tempo si fa poco fa tenere lo suo, Ma sì, c'è capo. Sacina, mi raccomando. A stima manda la via. E ti ci pure a malare, stiamo in Ministero della Finanza, sta. Sacina, mi raccomando. Sacina, mi raccomando pure a te, però. Sancito, avete detto proprio Sancito. A Sancino perché? Sancito non ha confessato, ha detto Sancito. Ma perché Sancino facesse schifo? No, ma che c'è? Allora, la serie. No, per voi, Sancino, voi venite a chiesa pregate San Gennaro, a Sancito. La stamattina vi venite una cosa pure essa. E ma di no, cosa brava, ma la c'è la conta, te c'è la conta. No, così non ci non la Ma date. stammi nella chiesa o no? Sentite, voi venite a chiesa una vita pregata. San Gennaro, Sancito. San Giro, San Gennaro. San Gennaro, Sancito. Ma Sancito a Sancito e pregate a Sancito. Ma non ci rimando mezza parola, ma tu per lo fare? Subito, chi sette volte Sancito? Dice no, Sacina ancora. Via, preso tutto il professore sta là. No, Sacina, tu mi vai. T'ha già riconosciuto poi 31 gennaio a Porto ci sta sempre là. Ma chi te sa? Tu mi vai, Sacina, io ho detto Sancino, perché... Ma quando mai? Perché mi è scappata, capito? Mi è scappata. E poi la giurista là, sulla Is, ma voi lo sai la giurista. Io sai generare così importante. Se grande piazza ma deve venire, tu quanto ce l'hai? Certo, ma facci grazie con prenotazione, sta male e basta, sta. San Gennaro, tu già sai che mi fa. Gennaro. Ma sei serio? Sono buoni i rapporti. Tu stai Gennaro? Sta. No, ascoltate. Gennari. Mi sta a fare popolazione urbana, sta a caffè con batte pronto. Gennari, tu già sai quello che fa. Capo per cosa per essere votato. Tu già sai come sono fatti. San Gennaro. 5,25. Ne capita stupidezze? Ma la tempo che sta a scalrini 15,50 Sacina 15,58 4 anni l'ogni Hai detto tutto quanto. Sacina 5,25. Sancinaio ma piccia tutto quanto da stacche! e fatti 90 pure in dal Abbiamo una stacche! Vale, sono clienti. Oggi è mezza giornata, tempo giù, macchina repo! Brava lei! Via! Fuori! Fuori! Via! Peccatori, via! Fuori! Mamma mia! Sancina. Sancina, ma raccomando, sei il pintu. Stammi da vicino.
Ma chi? Là? Vi siete venuti a confessare? No, 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 ci parliamo oggi. Sono venuto per un problema molto importante. Vorrei presentarmi una mia carissima amica, Angelina De Loris Capone, fa la cantante e la ballerina, la conoscete? Conosce ballerini? Quanti ci passare? Ma Ora la conoscete. Angelina, noi parlo che ci aiuterà, è un mio carissimo amico. Che devo fare? Poi ci aiuterete, non so qua, poi vi spiego. Molto piacere, mi parlo. Oh, mi stiamo buono, Parlo, la mia amica qui presente si esibisce ogni sera all'Old Club sul lungomare, un locale, discoteca, canzoni, conoscete, no? vado a ballare sera, faccio la vita notte, ma chi te locale? Magari ci siete Una passati. riata, sì. Vabbè, comunque parlo, il locale è di proprietà di pezzo portafoglio. Ciao la mano, Parlate piano. È la proprietà di Ferdinando Scorreggia, il delinquente. E questo lo conoscete, no? a chi sto conosce? Chi è che non lo conosce d'altronde a Scorreggia? Ma ci tutte e due. A mare. Ma tu mi dai mano? Allora, la mia amica è stata testimone di un delitto avvenuto fuori al locale, Capito, mo? il quale assassino è proprio Ferdinando Scorreggia. Mamma mia, stavolta l'ha fatta grossa a Scorreggia. Il quale ora sta facendo cercare Angelina per ucciderla e non farla testimoniare al processo. Avete capito, signor parroco? Vedete che potete fare? Cioè, ma per sapere, È stata così. ma io, la parrocchia, il convento, ma cosa c'entriamo in tutto questo? Parlate con me. In nome della nostra amicizia, voi dovete aiutarmi a salvare questa povera ragazza. Ecco, mamma fa questa faccina la posso su. Sì, ho perso È un'idea. scesa, è scesa. Aspetta qua, aspetta, ma guarda, nessuna idea, qua non muore più nessuno, va bene? Bravo, andiamo in su. Allora, parroco, io umilmente e devotamente vi chiedo di parlare con la Santissima Madre del Monastero delle Clarice. Penso proprio che sì. Affinché trovi una sistemazione per Angelina. 2 mesi, il tempo del processo, dovrete testimone e ce ne andiamo, questo vi chiedo. Io vedo quello che posso fare. Ho capito bene? Poi si è il punto vero, ci vai. Non posso proprio. Invece ci correggi. Come ci dica? Va innanzi. Prego. Bravo. Madre, sapete quando mi vengono, madre? Si tratta di salvare una povera ragazza mia sicura morte, madre! No, madre, la prego. Non voglio morire, non posso. Superiora. È un peccato, Facciamo uno sforzo. Si tratta di salvare questa ragazza, la donna asciutta. È vero. Camini donna. Poi gliela do. Dove vuoi l'uomo? Dove vuoi l'uomo? Sai, sapete, mi è scappato. Che assassini a me? Superiora. La facciamo diventare per 2 mesi una monaca. Esatto, E esatto. la rivogliamo di monaca. Esatto. La devo diventare Sanatti. Suor Maria Claret. No, ma chi? Ma è un bel nome, Vieni qua, è un bel nome, va bene, ma che c'è? Ma non ti preoccupare, Vediamo, ma sono 2 mesi, il tempo del processo. Questa mi deve arrivare a battere dentro Ferdinando Scorreggia. è un problema serio, Vediamo, madre, non Vediamo. Sì, ma solo per il grande pericolo che corre. Molto bene. Benvenuta nel convento delle Clarisse. Grazie. Va. Bello che sa Angelina, comunque, hanno detto no, Che ne sei madre, Che ne sei scansato tu e sei? c'è un po' di gola secca. Pure io. Facciamo una cosa. Vogliamo andare di là a decidere di quella donazione. Non iniziate a cercare i soldi. Ma quali soldi? Avevamo pigliato. Ci facciamo un bel bicchierino di vinsango. Lo fatelo pensare, il pensare è la mia passione, poi lo fate
una specialità. Mi piace però, prego, Vabbè, allora andiamo dentro. È proprio di nocillo. Oh, nocillo, limoncello, meloncello, che Dunque, stavo dicendo, mentre starai da noi, dovrai indossare quest'abito. Sì, dai,
Scusate, che sia la vostra. Facci senso. Come dicevo prima, il maresciallo, data la precaria situazione in cui ci troviamo, mi ha assicurato tutto il suo interessamento affinché possiamo avere quelle sovvenzioni, i soldini, perché sennò anche a dire ce la cacciano, ce la mangiano proprio. Non so cosa dire, non so cosa inventare, ma che faccio? La cavota! Mamma mia! Forse qualche cosa farò, sì. Che Dio vi benedica! Mamma mia! Ma dai! Ma che cos'è? Madre mi cercava? Prego. Anch'io. Prego. Claretta, la situazione è diventata insostenibile. Qui esistono delle regole che vanno assolutamente rispettate. Tu mi stai rovinando un convento e io non riesco più a dialogare con le sorelle. No, ma cosa ne sto facendo? Ma lei mi accusa per delle banalità. Io sono abituata ad altre realtà. Tu sei abituata ad altre realtà, è vero, ma sei tu, vista la situazione in cui ti trovi, vista l'intercessione del maresciallo Ricciardi, che devi adesso adeguarti alle nostre realtà e rispettare le nostre regole. Porcaccia la miseria! Io ho capito tutto, tu vuoi cacciarmi! Sì, non ti sono mai andata a genio dal primo momento, ma non ti preoccupare, ora tolgo il disturbo. Me ne vado, me ne vado, me ne vado. E se mi ammazzano, sai che devi dire? Grazie, signore! Ma dai! Ma dove vai? Calmati e calmati. Siediti. Sono calmissima. Ho una proposta da farti. Vediamo. Tu potrai rimanere qui se entri a far parte del nostro coro. Se riesci a prenderne la direzione e far diventare le sorelle almeno un po' più donate. Cosa? Ma queste sono una banda di scalcagnate, ma ne sentite? Ma per favore, c'è un miracolo, Civonnetta. Beh, prendere o lasciare? Prendere o lasciare? Ah, monaca. E io prendo. Che ha già fatto? Andiamo. Prendo. Già pigliamo. Ma però mannaggia. Grazie, Signore, per questa tua azione.
per colpa di Giuda che si crede che stare in 13 con una tavola porta male. Ma noi non siamo superstiziosi e quindi do un benvenuto caloroso a voi. Oggi la liturgia prevede il nostro coro, Regina degli Angeli, che da oggi sarà diretto da Suor Maria Claretta, che di peggio non potrà fare, vero? Non è possibile proprio. Hai fatto proprio un ottimo lavoro. Padre contento? Contentissimo. Già. È stato tutto favoloso. Ma si sono spalancate le porte, ho visto gente mai vista prima. Un sacco di offerte. Oh, mamma, un sacco di... Mamma, Maestro,
tutti la mensa. È una tragedia! È una tragedia! Segnate burro. Mamma mia. Maresciallo Barrasi! Come stai bene? Maresciallo! Ma scusate, parlo. È successo un fatto bruttissimo, Ma è ma successo? mi hanno informato che Scorreggia ha fiutato qualcosa. Fiutato? Sono i zampe. Forse. Vabbè, comunque, ha scoperto che Angelina si nasconde qui in questo posto, non è più sicuro. No! Madre, portatela a cambiare. Dobbiamo scappare, muoviti, fai veloce. Scappa. Sto arrivando, signore. Mamma mia, che ci facciamo? Ho scoperto che i due scagliozzi di Ferdinando Scorreggia erano qui durante la funzione. Da dove sono entrati? A me mi pare strano. Pensa, ma porta, parla. Ma tu tieni la capa tanto. Venga a fare, se Ma tieni la guardi. capa tanto. Ma guarda, faccio buone vizzate prima di parlare. Mamma mia. Riesci tu quante vizzate? Comunque la devo portare subito via, sennò questa è la qua e succede una cosa. Ma non lo Perché la sappiamo. chiamate De Loris? È la nostra Claretta! Perché la chiamate così? Ma che dite? Ma perché? Sorelle! Tutte le Ma suore. volete davvero bene a De Loris? Claretta! 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 Come questa mi piace? E ti canta, lei Claretta! La dovete lasciare andare! Ecco, appunto. Aspettate un attimo, andare dove? A fare concorso sicuro. Non posso. In posto sicuro, più sicuro del convento e della chiesa non c'è niente. Ma come quello della mia sorella? C'è una storia dietro che poi magari... Zitta, sai? Andiamo. Come facciamo con questa Ma senti la nostra vibra veramente. Ma guarda, devo al posto suo. E ne fammi sentire che succede. Il telefono. Qua allora sei stato testimone lei, è stato testimone, sono stato testimone pure io e Sì. Roberta. Perché Sì, stai sono io, sì. Mangiamo. E tu ma che silenzio! Mi stai spiegando? Ah, Siamo uniti. sì, la parrocchia, sì. Ma con chi state parlando, no? La vuoi qua? Sì. Sì, passatemelo, passate. Evidenza! Evidenza! Sorella. Sia lodato Gesù Cristo! Sempre ti ha lodato. Ditemi. No, ma è bellissimo, no? È un miracolo! Sorelle! Madre! Domenica sarà da noi! Già! Andiamo a fare un Giorgio Bruni con piacere! Di più! Ehi! Sua Santità il Papa! Buongiorno, che sei chiamato? Arrivo! Questa ci cade a terra! Basta! Calmiamoci! Presa, tutto a posto, va bene. Prepariamoci a ricevere Sua Santità! Sì, senza parlare. Come facciamo? Improvvisiamo! E che siamo a tu? Improvvisiamo? Ma tu improvvisano? Io sono suora. Io sono suora. Non sono attrice. Per questo mattino ce la sopportate senza riuscire. La comandano loro tutti quanto. Tutti la comandano loro. Quello mi fa salire. Io che ci posso fare? È domenica, suonano le campane. Tutti pronti per l'arrivo di Sua Santità. Poi viene il capo, mi raccomando. Invece, Sua Santità si deve
Sul paese, sul gazzette, crepiando sul seccato, la gente non ragione già un mese, sta cosa non può dire, no, non può dire, no, e se nessuno parla, mo parli, tu pari scià, la vita sono amica, ma quando mo dica perché sono venuto qua. Tuppa marisha, la vita marisha, la sua vita cammina, queste case un po' scesa, e la maglia per peso qui la vita fa resta. Mo vuol dire marisha, oh quanto marisha, nessuno ma sto paese. Capricciano p'amore, un quasi ardente, avvelena tanta gente non ne fa più a ragionare, e la legge non ci sta, preferita marisciare. Concetta, basciava, richieste cifre, suora tutta lieta, o farmacisti a giunta comunale, non sa né più parlare, no, più parlare, no, che guai per sto paese, Mariscia. Mariscia mi non parlava, ma perché non rispondeva, Mariscia t'aveva sentito, non garravi più a parlare. Pure voi vita pura. Buonanotte Mariscia. Buonanotte Mariscia. La carretta che chiedi campagna l'accompagna per tutta la città. Una sciassa con rossa e con gialla, sa presenta che la musica balla, pazzarella che stomaca avanza, perché scansa e più bolla sa fa. Pottive strade Napoli queste sono parte scenica, pottive gente Napoli queste sono parte scenica, so scena comica, so scena tragica, mentre si recita si sente cantare.
come arriva una chiorca straniera che sapete sentita da dire. Carolina si scippa con rosa, che è triste ma che è gelosa, per un papà che inganna per ora, sti 2 ore so buone morire. Oddio, strade Napoli che sta so, un palcoscenico. Oddio, la gente Napoli che sta po', un palcoscenico. So scena comica, so scena tragica, mentre si recita si sente cantare Napoli, 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 e Malluna chi ne può, signora Galata, che rimane non si Questo è un odore particolare. Io stamattina ho messo a cucinare la genovese. Ha già scritto che la cipolla è talmente tanta che si è fatta nera. Oggi con Peppino mi ha già avuto la cucchilizzita, ma no. Non me ne cacciano quelli. Tu Gesù, che c'è destra? La domenica la genovese. Ma che state dicendo? Quella a Napoli la domenica si mangia in una. Quella deve bollire almeno 10 ore. Si mette a bollere lo sabato pomeriggio. Andava avviato lassù. Stanotte si venuto. Tutta la casa. Non si poteva avere un bicchiere. Saccio, pure io faccio saporito il racconto. Come no? No, questa trisce. Dici qualche cosa che tu fatti, Io veramente? A me mi piace cambiare. Avete cambiato? E quante volte avete cambiato? Io 2 domeniche fa ho fatto il ragù. Domenica scorsa ho fatto gli spaghetti con i frutti di mare. Ma state zitti, questo è sì! Io seguo fedelmente la ricetta napoletana, quella originale, verace.
litro d'acqua, un po' di prezzemolo, passi a pinoli e là si ti devo mangiare. Già, quello poi è questione di gusti, che è chi gli piace leggero, pesante e chi classico. Classico? Oh, ma non si può definire classico un uomo senza tratture le maiale, però. No, bamboletti! No. Con uno se credo la uso il cimone. Ah, certo, quella è la base, il letto. Sì. Naro, mia suocera, il rinomato Raul, m'ha imbaraccato sulla prima casa senza sciopero. Voi state bestemmiando, che ma che state dicendo? No, Naro, permettete se mi intrometto, ma quella Che sera non ci sono. perché se voi cuocete la carne e la cipolla a parte, il ragù viene più più delicato. Ah, sì, perché se mettiamo la carne insieme a che cosa? Non lo capisco. La carne insieme alla cipolla. Ah, sai questa cipolla? Viene più popolare. Ma io dov'è? Ma state zitti, viene più popolare. Ma che state dicendo? Perché non lassù? Ma dove siete là? Oh Gesù, e che c'entra il vostro fatto? Io vengo da Fragolla. Ora Naro, scusa, ma che cosa avete voluto dire con questo? Perché io ho già fatto... Ma quando mai? Io ho già fatto... Gesù, voi avete fatto troppo. Perché io capito. Ma cosa avete capito? Ma vi E che cosa ho capito? Che venite dalla Fragolla! Scusate, signore, nasce in un caso. Si deve alla Fragola e fa niente. Ma si scoppia sollecitati da Conepa. Io magari, io la cosa ti faccio, non ce l'ho. Prende da una rosa dell'interno, male, la cosa ti faccio. Ma quali che sono male? Mi ha fatto e basta. Voi la lui perché è venuto da dire da me. E come si fa il tau? E come qual è più raffinato? E come che dire che adesso dobbiamo venire tutti ad Afraolo per vedere come si fanno certe raffinatezze. Sempre l'avete sentito l'intonazione malevola? Ma quali sono male? Si sta margino, giusto come è cosa. E si wisciano curiano al poco. A me, dovete scusato, basta. Voi come grassi. E tu, guarda, dovete scustumare. Scordasse una signora, ma lei va chiedere e facci macchi si tu e a chi sono. Oh Gesù, a chi sono che chi sei tu? Scusa, è una pagliazza. Ma state zitto, cammini un po' da me, ma questo fa una Ma perché sei fatto le tue, Ragu? Ma di là che? Come cazzo una mano? A me che Ma tu hai capito? Che io non imparo a me come si forma. A me, che sono viva.
privata, brutta e brava. Appunto. Adesso li va appunto la bozza. No, lui si diceva appunto. Che cosa vuoi insinuare? Diceva appunto, tua cucina americana che sei diventata così brava, che sei esperta. Pari, scimma da poche cose. Io sono la lucinetta del Raoul, hai capito? Tutti conoscono il Raoul in Rosa Priore. Proveniente da provinciale e non compara me con il suo Raoul. Una provinciale. Ma perché? Non lo sai. Quello è invece da Flavolo, donna assunta. Se no lo dovevo capire prima. Quando arrivi che cucinare i zii, ti faccio questo. Allora erano una sua. C'è un attore genovese in tuo palazzo, che faceva spinire. Tu sì, ma che ne fai con tu bene per me? Chi si dà genovese? Romena, Vabbè, non vale quello qui. adesso gli fanno vedere una carta di identità. Ma fosse una Flavolo con lui. Ma guarda, mi sono nato qui scassato. Ah, sì, sei nato mica scassato che devo mangiarci come. Ah, leggo sei napoletano come me e te mangio il Raoul, se no lo faccio fuori io. Lucy, come sapeva la verità? Io mi sono sfastidiato, ma mi ha tutto è stato bene questo lavoro. Pure, ogni tanto. Volesse mangiare i figli della genovese come si immagino che noi. Feli, ma tu rientri quando che non stradisce? Vedi, gli 300.000 o passano a 500, se no anche una zuppa e fasulli le faccio trovare due, capito? Lucy, ma quando dicevi che qua 500 io non mi rendi più. Io mi sono sfastidiato. In questa casa un anno è stata a fare le carini e a cucinare le carini perché io sono tuo marito e tu la fai qua. E poi mi sono sfastidiato. Ah! Feli, e ti faccio quasi così, che e non me la porto fa causa. Hai capito che comanda in modo? E ora ti dico che devi andare a mangiare, perché prima tu devi andare in un mezzo per vintarci. Hai capito? E mi verrai a chiedere in giro, baciandomi le mani. E non fanno un pilatto e di catone con l'auto. Ma io non mi farò inchiodosire. Me li mangerò tutti quanti davanti a te. Con la bocca tutta sporca di salsa. Hai capito? Dovrai sperire. Ti farò morire. Margun Feli, Margun del Logo, Margun e Questo è una cosa buona da dire. Ma non che se mandi stu grandezzo la tua fatta, che la faceva a mano, era sì che era la faceva a mano, mi piaceva a me. Ma quando faccio scusate, ne parliamo per parlare. Io non so che ti gusto, ma lo amo la mia stupido. Sì, vabbè, è come tu, ma mo ci avessi avvicinato. Tu che dici? Che sei da lui? Io non mangio come mangiare. Ma sai dice una parola. Che sia? E torna la pommarola. Prendiamo un bel caffettuccio, così ci svegliamo la volta e ti chiede la testa. Professore, buongiorno. Buongiorno, professore, buongiorno. Gira.
Brigida! Brigida! Dite, professore. Buongiorno, Brigida. Buon pomeriggio. Hai ragione. I soliti 2 caffè. Ristretto per me e lungo per Giusto. Oggi proprio ristretto. Ti è piaciuta pure tu? Allora 2 ristretti. Beh, ma deve essere una cioccolata, Vabbè, la gioia è un po' più buona. Mi porto pure 2 concetti che ho fatto proprio stamattina. Infatti tu con le manine tue? Sì, sì. E assaggiamo. Speriamo bene, speriamo bene. Oh, buongiorno Don Pasquale, buongiorno. Salute professore. Anche un caffè, Beh, che vi devo dire? Hanno altri napoletani. Toglieteci tutto, ma non questo sfogo di un balcone fuori così a prendere un poco d'aria. A me poi del resto, no? Toglietemi tutto. Ma non lo sfizio di un caffè pure al balcone con un simpatico dirimpettaio. No. Sapete, dopo pranzo, dopo che ne siete fatto quella mezz'ora, scusatemi, scusate. prego. Voi pensate che io me lo preparo da solo il caffè? No, complimenti. E sono gelosissimo, come no? E la sua moglie, bravo. Mia moglie? No, quella è più giovane di me. Insomma, è come se le nuove generazioni avessero perso un pochettino questo senso di tradizione del caffè. Che poi, oltre a farvi occupare il tempo, danno anche una certa serenità di spirito. E poi, a dircela tutta, ma chi potrebbe mai prepararmi un caffè meglio di quando io possa preparare da solo? Con lo stesso amore, con lo stesso zelo. Ma voi considerate che io addirittura me lo preparo con tutte le regole. Quali sarebbero? No. Quali sarebbero? Ad esempio, professore, guardate qua. Lo vedete il becco? Il becco. Professore, ma dove state qua? Il becco. Professore, ma quale becco qua? Ma che cosa? Se io dico il becco qua sulla caffettina. Stavamo scherzando, Don Pasquale, stavamo scherzando. Vabbè, voi siete una persona simpatica e non mi picchia conto. Vuol dire che mi avete fatto lo scherzo. Io comunque dicevo qua, il becco c'è questo cucchiaiello di carta. Ma che serve? Che serve? Questo ha un'importanza vitale. E poi dovete sapere che praticamente questo coccodrillo di carta riesce a raccogliere tutto l'aroma del fumo del primo caffè. Sembra niente, ma quella diventa tutta un'altra cosa il nostro caffè, assolutamente. Come pure il professore, poi vi racconto un'altra chicca. E poi dovete considerare che là dove si mette l'acqua, dove poi comincia a bollire, che poi, a parere mio, deve bollire almeno per un paio di minuti per avere un buon caffè. Se lo dite voi. E poi dovete considerare che praticamente là dove c'è la parte bucherellata che mettete l'acqua, prima di mettere l'acqua voi ci aggiungete un mezzo cucchiaino di caffè. Nell'acqua? Assolutamente. Quella l'acqua quando comincia a bollire, si aromatizza già. Diventa tutta un'altra cosa. L'aroma del caffè diventa proprio speciale. Mi piace un'idea. E poi vi dirò di più. Ancora. Alle volte capita, no? Che si riesce la parte coppia e la parte sotto. Insomma, un caffè si piglia un po' che posa. Certo. E dopo, ma visto che io me lo faccio da solo, con chi me lo faccio? Giustamente. Allora io me lo bevo e dico che è buono lo stesso. Avete ragione, bella tattica. Vuole ancora un altro poco, professore? Ancora non è pronto. Sì. Come il nostro, che ancora non è pronto. Professore, ma io ho visto che voi pure vi dilettate ogni tanto, che ho visto la mattina fuori al balcone col giornale. Sì, ma non ai vostri livelli, non ai vostri livelli. Ma voi considerate, professore, che io addirittura, visto che mia moglie non mi aiuta, alle volte io me lo tosto da solo. Lo tostare da solo? Assolutamente. La tostatura del caffè è una cosa che veramente mi aggrada. E la cosa più importante, professore, è il colore. A manto di Monaco. A manto di Monaco? Sì, color manto di Monaco. Meno male, ecco il caffè. Pronto? Sì, finalmente ci siamo. Il profumo. È una meraviglia, professore, scusate che ragazzi, mi avete fatto pure stavolta, Brigida, non bene. Brigida!
E se non è caffè, è cioccolata. Via da voi, via da voi. Brigida! Professore, danno parte. Dai. E il professore ha fatto venire il pulisce. Ecco quei biscottini. Grazie. Caffè ristretto. Caffè ristretto. Com'è, professore? Da Pasqua, diciamo che non è proprio a manto di Monaco, questo caffè. Vabbè, sarà manto. È meglio di cappuccino. Bravo, Adesso questo. Vabbè. Mettete un pensiero voi. Don Pasqua, ascoltate, Ciruzzo è bravissimo con questi pensieri, Ripetti. Prego, vuole dire che sarà anche un momento di relax. Sta due caffè, dove schiera di corno, si spannerino all'aria e ti scedarino su. Brava Ciruzzo, bravo. Avete fatto nome al momento. Bravo. Abbiamo un po' di fatto tu, Senti, mi fate una volta di caffè, oi? Qui, non mi dite niente, io vi devo lasciare, Ah sì? sì, io me ne vado dentro, prego, se ancora non sa che cosa fa, ancora tappeti da sbattere, povero a tutto fare. Permettete? Prego, arrivederci, arrivederci. Io vado dentro. Va bene, va bene. Questo volete un biscottino? No, ringrazio. Io lavoro, non mi distrarre. Un carabiniere. Brigida! Brigida! Un po' via, oi? Basta. Sì, basta così. Ah, e qui sta una tavola di capo. Un giorno. Se vuole trattare un grande affezionato, dice E evidentemente non siete chiarito. quando mai ti sarà così scorbutica? Adesso. Poi ci dica da giorno e fare perché ci stanno le clienti. Ma che volete? Voi già siete venuti un mese fa. Dici te? Anche fa? Una volta fa? Così che non prendo panini. Un animale. Del doppio dall'animale. Sta costruendo l'animale. Ma te ne così. E quando state andando a senno, è indisponibile. La prossima volta dicessi, questa volta ci ho accorto che farò. Questa cosa qualcuno nella famiglia si può fare male. Ma nel senso che può morire? No, può succedere una disgrazia. Sentite, dal momento che siete così gentile, vi posso fare una domanda? Dici. Ma voi siete napoletani? Ma Napoli o della regione? Sono di Napoli, sono due coppie qua. Ma da genitori stranieri? Napolitano. Scusate, ma questi interrogatori. No, perché mi sembra veramente strano che un uomo di Napoli, un uomo di amore, possa minacciare un'altra persona di morte solo per 1000 denari. Questa è gente senza coraggio. Perché voi invece avete il coraggio, Voi avete il coraggio. Voi mettete una bomba sotto una vetrina, con casco integrato perché non sanno fare lei, e ti do coraggio. Esplode la bomba e può darsi come viene coppa un vecchietto ti lascia la pelle. Ma voi che ve ne importa? Voi ti do coraggio. E per colpa vostra che a Napoli le aziende chiudono, i commercianti falliscono, i
giovani sono costretti a emigrare per poco posto, per gente come buio. Ma lo dico io, ma vi siete fatti bene i conti? Perché sì, è vero che fate un sacco di soldi, ma non ve li godete, perché vi ammazzate tra di voi. E se non vi ammazzate tra di voi, ci stanno i pendetti trasversali, faccio il padre, la mamma, la moglie, la figlia, o figlio. Ma vi siete fatti bene i conti? Ma non è che faccio trovare una vita in merda. È stato Massimo. Facite le cazzo voi, è stato. Principe, muovesse per tra. Ma sono peso. Ma offesi, quelli sono animali! Ma che ce l'ho per tirare fuori un bel la pure il guardo! Stiamo credendo. Mamma mia, non so mai! Sto correggendo
e ricchi, ma un ricco lo conosco, si chiama dottor Basile e c'ha un sacco di soldi. La moglie però è povera e vende le figurine sulla sanità. Quando Basile morirà, lui farà costruire una tomba più grande di un grattacielo, mentre la moglie solo un piano. Se di notte si incontreranno da morti, si bisticceranno come la vita e la vita. Questo minimo 10, massimo 20. Facciamo 15 però il più bello, arriviamo. Siamo tutti a sentire quella caccia di Adriano. Sentite, si parlare come si scrive. Perché questo è già scritto. Si scrive meglio. No. Parla dei 12 mesi dell'anno. Svolgimento. I 12 mesi dell'anno sono gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. A posto, e mi si sa. Gennaio, febbraio, marzo, ma non tutto, e dicembre sono mesi invernali. Marzo, ma non tutto, aprile, maggio e giugno, ma non tutto, sono mesi primaverili. Giugno, ma
Questa volta per qualche era, sola l'usa vera, ma se
Sì, ci siamo tutti. Un ringraziamento speciale al coro dell'ISIS Europa, ancora un ringraziamento a tutti gli istituti superiori che hanno partecipato a questa iniziativa, a tutti gli insegnanti e dirigenti scolastici, Francesco Cacace e adesso un ringraziamento speciale al nostro presidente nonché regista Salvatore Pierro. Grazie a tutti quanti. Io volevo che un applauso grande lo facessimo a lei, a Lucrezia, la nostra Lucrezia, la nostra cattiva Lucrezia. Ok? E poi volevo dare la parola Un ringraziamento anche alle suggeritrici Luisa Iazzetta, Daniela Mosca, Daniela Marciano, Rosalba per i costumi, ancora Giovanni Caiazzo per le scene, per il contributo che ci ha dato per le scene. E poi volevo cedere il microfono per un attimo ad una persona, ad una corista. Eccola lì, la professoressa. Semplicemente volevo ringraziare chi ha coordinato il coro dell'ISIS Europa, che è una collega che con la sua tenacia, con la sua forza ci mette d'accordo, ci stimola, ci fa veramente sentire parte di un gruppo importante. La professoressa Cila Di Marzo. Un ringraziamento quindi ai fonici ovviamente e a tutti coloro ma che cosa facciamo poi? O non che facciamo poi? Siamo sempre in pace ragazzi! E un ringraziamento a tutti voi che questa sera ci avete fatto compagnia. Arrivederci!